Sono Paolo Benvenuti, faccio scultura in pietra e marmo, utilizzo materiali principalmente toscani, delle cave di Carrara, di Siena, anche materiali che non sono più usati industrialmente, ci sono rimaste delle piccole cave spesso abbandonate che utilizzo queste pietre per fare delle sculture. Sono sculture, non saprei definire perché sono tra l'astratto e per esempio gli animali, faccio degli animali fantastici come il drago oppure dei cavalli. Anche nelle cose astratte c'è sempre un collegamento un po' alla realtà. Per esempio questo è un cipresso. Questo lavoro cosa ti trasmette? Per me io ho sempre cercato di esprimermi e questo è il mezzo in cui lo trovo più naturale, è il mezzo che mi permette di, come dire, mi piace, mi sento in pace quando lavoro, il tempo mi vola e appunto mi permette di esprimermi. Sono Takafumi Mochizuki e sono giapponese. Sono interessatore cominciato nel 2007, prima ho studiato restauro dei mobili, poi anche ho imparato questo mestiere in Tazio. Il mio lavoro ci vuole pazienza e concentrare molto, concentrazione. Tutti chiamano certosi, lavoro certosi, Certosino. quindi non pensare niente, è molto concentrato. Io ho iniziato a cucire in realtà perché per hobby praticamente e perché non mi piaceva comprare i vestiti nei negozi, non trovavo mai niente che mi piacesse e quindi da lì ho iniziato a cucire per fare cose soprattutto per me. Piano piano insomma mi è nata la passione del fatto che mi piaceva pensare a un capo e poi poterlo realizzare. E quindi piano piano poi ho fatto dei corsi di taglio e una scuola di sartoria teatrale all'Accademia della Scala e da lì mi è nata anche la passione per il costume storico e insomma cercare di comunque continuando a fare abiti contemporanei da utilizzare anche tutti i giorni, magari mescolare il mio gusto anche a quello del costume storico, insomma prendendo un po' spunti magari da vari periodi e varie epoche. Insomma. Io ho iniziato a 14 anni, poi a 18 anni, la prima sono iscritto in ditta, a 18 anni ho fatto il violoncello, poi da lì non mi sono più fermato. In questo caso servono per incollare le controfasce, questi due legnettini qua, incollati grazie alle mollette. Il primo strumento che hai fatto? Metà strumento a 14 anni e a metà alla fine mio fratello. Allora, io mi occupo di lavorazione di carta e faccio maschere, manichini, teste portagioielli, teste portacappelli, sculture e tele. Vengo dal mondo della scenografia teatrale e mi occupo soprattutto di opera lirica, per cui le mie tecniche diciamo, di lavorazione della carta sono nate come tecniche di appunto, realizzazione di scenografie teatrali, che poi ho traslato nel mondo dell'artigianato artistico e ho iniziato a creare appunto questi oggetti che sono utilizzati sia nell'interior design che come supporti appunto per accessori di moda. Ciao! Allora, attualmente sto restaurando una stampa geografica e andrò a riempire le lacune utilizzando velo giapponese e carta giapponese. Io collaboro insieme a un'altra ragazza e
siamo conosciute in un laboratorio in centro a Firenze, Oltrarno, e abbiamo messo su l'attività che si chiama Mela di Carta per farci conoscere al di fuori delle mura del laboratorio. Organizziamo laboratori di legatoria e di piccolo restauro in delle biblioteche del comune. L'associazione è nata durante l'istituto d'arte, ho fatto incisione e legatoria, quindi già a 15 anni avevo bene in mente cosa fare, poi ho studiato nel settore del restauro cartaceo. Invece la mia collega si è specializzata nell'università, ha fatto chimica del restauro e poi è cresciuta in laboratorio e ci siamo messe insieme per unire le forze e sfondare questo mondo. Mi chiamo Laura Rovida e mi occupo di design tessile applicata alla tessitura a mano, quindi produco accessori d'abbigliamento e arredamento in pezzi unici o in serie limitatissime, sono tutti fatti di fibre naturali con molta attenzione ai criteri di sostenibilità ambientale. Ho iniziato questo lavoro perché mi affascinava, ho visto un giorno una signora ad una mostra che tesseva e mi sono completamente innamorata di questo lavoro e quindi, visto che studiavo filosofia all'università, ho unito nella tessitura a mano c'è una parte molto di progettazione, quindi molto di logica del pensiero, e la tessitura univa la logica del pensiero insieme alla manualità, che era la parte che mi mancava studiando filosofia. Da quanti fili è composto? 315 mi pare questo, aspetta, questo se non si rompe. 315 fili. Per preparare un telaio quanto ci vuole? Dipende dal lavoro che si fa. E una sciarpa come questa per preparare ci vuole, diciamo, una giornata di lavoro. Solo per prepararlo? Solo per prepararlo. Ciao, sono Camilla, Pietro Paoli, faccio collane. Tutto quello che faccio lo realizzo con camere d'aria riciclate di biciclette, motorini, carriole, motociclette, e poi unisco anche altri materiali recuperati a queste collane, foglie, fiori, quello che trovo. Le tecniche sono principalmente intaglio, faccio le formine, disegno la grafica delle collane, di questi fiori, di queste foglie, e li ritaglio sulla camera d'aria, sul cartone. È un materiale con cui si può sperimentare molto, cioè si può lavorare parecchio, si può inventare qualsiasi cosa, è un materiale morbidissimo. Davvero tutto, e quindi ho potuto in un anno capire cosa volevo farne della camera d'aria. Mi chiamo Nega, ho una mia piccola ditta, laboratorio Orafico Showroom a Firenze, e ho un tipo di formazione che parte dalla facoltà di architettura e arriva all'artigianato, quindi creo le mie collezioni dal momento in cui vengono progettati al momento in cui vengono realizzati e finiscono in vetrina. Le tecniche che utilizzo sono prevalentemente quelle artigianali classiche, tradizionali, però che reinterpreto in un gusto mio, che ha più un'accettazione contemporanea. Mi piace lavorare con tutti i tipi di metalli, quello che mi interessa dai metalli è proprio la resa estetica e il carattere intrinseco del metallo, non tanto la preziosità, perché li utilizzo proprio come elementi compositivi del gioiello. Quindi lavoro dal bronzo, l'ottone, il ferro, l'acciaio, fino ai metalli più nobili che sono l'argento e l'oro. Una formazione molto lunga. Ho studiato all'opificio del periodo di Firenze e restauro del mosaico, e poi mi sono innamorata dei mosaici toccandoli con mano. Ma prima di questo c'è uno studio approfondito delle tecniche, dei materiali, quindi non è, diciamo, un mosaico amatoriale, cerco di portare avanti la tradizione.
sto utilizzando la tecnica del micromosaico, tutte le tessere vengono tagliate a mano con queste tenaglie da mosaicista. E io come supporto ho utilizzato l'argilla perché mi permette una lunga fase di lavorazione, tutte le sere viene bagnata e coperta con cellophane e così io posso lavorare anche 4-5 mesi o interrompere il lavoro.